La buona notizia è che sono cominciate nelle piccole isole della Sicilia le vaccinazioni per tutti, a cominciare dai 18 anni, per renderle COVID-free al più presto e poter iniziare la stagione turistica. La notizia negativa è che invece la Sicilia rimarrà ancora zona arancione, con la tenaglia economica che continua a soffocare l'economia. La nuova ordinanza firmata Speranza ha decretato la conferma del colore arancione sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Nelle regioni ci sono infatti 22 comuni in zona rossa ed è a causa di questi che l'indice schizza verso il colore arancione. Le associazioni dei commercianti ed in parte la classe politica premevano per colorare di giallo l'isola, considerato che gli indicatori sembravano consentirlo, ma il passaggio da una zona a quella migliore, come descritto dalle disposizioni del CTS, deve avvenire dopo 2 settimane di numeri positivi. Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, alza la voce sostenendo che il prolungamento in arancione sancisce il fallimento della strategia del governo regionale sia per la gestione della campagna vaccinale, che ancora la colloca all'ultimo posto in Italia nel rapporto tra vaccini consegnati e somministrati, sia nelle misure studiate per la ripresa delle attività economiche e soprattutto per l'azienda della ristorazione e del turismo, le più colpite da un'altra settimana di permanenza in zona arancione, e su cui bisognerebbe aprire anche il capitolo che riguarda i sostegni del tutto insufficienti alle perdite subite. Tutto questo mentre sono iniziate le vaccinazioni nelle isole Eolie e da lunedì inizieranno a Lampedusa e Linosa, per continuare nelle Egadi e a Pantelleria. Calano i nuovi positivi al Covid, che sono 603 su 25.740 tamponi processati. La Sicilia è nona dunque per numero di contagi giornalieri,